Novità all'orizzonte per i vertici siciliani della LND. Sandro Morgana, attuale vicepresidente dell'area sud della Lega Nazionale Dilettanti, presenta la propria candidatura alla presidenza del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti. Il tutto verrà ufficializzato in occasione di un'apposita conferenza stampa di presentazione che si svolgerà martedì 29 dicembre 2020 alle ore 11:30 presso lo splendido scenario della settecentesca Villa Lampedusa a Palermo, in via dei Quartieri. Nell'occasione verranno illustrati i programmi e le linee guida per il quadriennio olimpico 2021-2024. Sarà anche presente Santino Lopresti, presidente uscente del Comitato Regionale Sicilia e candidato alla vicepresidenza Area Sud della Lega Nazionale Dilettanti. L'assemblea elettiva avrà luogo ad Agrigento presso l'impianto Sport Village il prossimo 8 gennaio 2021. Ringrazio tutti gli amici e le società siciliane che in un clima di collaborazione e di totale condivisione si sono prodigati per sostenere detta candidatura, ha voluto sottolineare lo stesso presidente Sandro Morgana. Ringrazio in particolare modo l'ingegnere Santino Lopresti per il lavoro fin qui svolto, per la vicinanza e per l'incoraggiamento che egli ha sempre assicurato, annunciando peraltro che la Sicilia ha candidato lo stesso ingegnere Lopresti alla vicepresidenza della LND, riscuotendo l'unanime consenso di tutte le regioni dell'area sud.